L'ex comandante della Forestale accusa di immobilismo la Regione Veneto sulla rimozione degli alberi abbattuti nel Bellunese. Trento e Bolzano hanno provveduto. L'ira di Zaia. Il sindaco di Rovigo Massimo Bergamina ha azzerato la giunta, a casa tutti gli assessori per recuperare gli equilibri della coalizione di centrodestra, dice il Primo Cittadino. Sentenza sospesa e messa alla prova per il 17enne imputato per l'omicidio di un senza tetto morto carbonizzato nel Veronese, non imputabile il 13enne che era con lui. Tentato omicidio a Jesolo, un uomo ha coltellato alla gola il vicino di casa, un romeno di 58 anni, ora ricoverato in gravissime condizioni a Padova, arrestato l'aggressore. Carenza di medici negli ospedali veneti, ieri l'allarme dei direttori generali delle ULS, il governatore Zaia, il problema sarà superabile con l'autonomia. Pensionato vicentino muore mesi dopo un intervento a cuore aperto, sospettato il batterio killer che si annida nella macchina per la circolazione extracorporea. Maltempo nei prossimi giorni, in arrivo vento, forti piogge e neve, scatta l'allerta meteo in Veneto per domani e sabato. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei TG di Antenna 3. Continuano a destare preoccupazione le immagini dei boschi devastati dall'uragano che ha colpito la montagna veneta a fine ottobre. Bisogna rimuovere quei tronchi in fretta, è il refrain da mesi, ed oggi l'ex comandante della Forestale Zovi attacca la regione Veneto. Trento e Bolzano vi hanno provveduto, il Veneto è fermo, ha detto, ma la replica del governatore Zaia non si è fatta attendere. Sentiamo. Mi sa che stavolta ha perso un'occasione per stare zitto. E lo dico, sa perché? Perché non è vero che noi siamo più indietro del Trentino, e peraltro se avesse letto tutte le carte vedrebbe ad esempio che in Trentino si dice che passata una tot data il problema diventa comunale, cosa che i Veneti non fanno. Il presidente della regione respinge al mittente le accuse di immobilismo lanciate dall'ex comandante triveneto del Corpo Forestale dello Stato Daniele Zovi. La questione ci riporta ancora una volta all'immagine straziante dei boschi schiantati, abbattuti al suolo come stuzzicadenti dalla furia dell'uragano che lo scorso ottobre ha devastato la montagna veneta. Durante un convegno scientifico all'Accademia Galileiana, Zovi ha detto che in Trentino Alto Adige il recupero dei tronchi è scattato subito dopo la tragedia, in Veneto no. Che senso hanno le polemiche quando fra l'altro Zovi viene da Asiago e sa benissimo che a Asiago stanno facendo un grande lavoro, stanno vendendo legname, i sindaci hanno chiesto tutti di essere soggetti attuatori e si sta facendo un lavoro ciclopico. Per Zovi, Forestale Doc, serve un investimento concreto sui macchinari appositi che riescono a farsi strada nei boschi, altrimenti la situazione può solo peggiorare. La regione, la politica, ha detto Zovi, faccia qualcosa. Una mancanza di rispetto, contrattacca il governatore Zaia, che ricorda all'ex capo della Forestale come la macchina per il recupero del legname sia a pieno regime e che alcuni lotti sono già stati venduti. Se poi c'è qualcuno che si ritiene bravo, faccio sempre l'appello, come lo facevo con l'alluvione, che pensa di essere più bravo degli altri, non fa altro che alzare il telefono, mi chiama e lo faccio io nominare, o soggetto attuatore e anche commissario, non c'è nessun problema. Zovi lo vuol fare, ci venga a dire che gli diamo tutti i poteri. Ma con i poteri ci sono anche i doveri. Funziona così da me. E prosegue il nostro viaggio lungo i fiumi del territorio per l'emergenza detriti. Oggi siamo andati sul torrente Cismon. Vediamo. Questo è il torrente Cismon, che è un affluente del fiume Brenta. Lì c'è la diga del Corlo. Quando a fine ottobre, nei primi giorni di novembre, la diga ha scaricato l'acqua ha portato con sé tutto questo materiale. Vedete che è ancora qui, che sta ostruendo appunto il corso d'acqua. Chi vive da queste parti dice: non ho mai visto una cosa di questo genere. Come potete vedere sono tantissimi i tronchi, i rami che si sono accumulati appunto lungo il corso del Cismone. Questa è la situazione che documentiamo. Raggiungiamo questo punto privilegiato di osservazione accompagnati da Massimo, il gestore del locale impianto ittico. Ci muoviamo in mezzo alla neve mentre Massimo ci racconta del Cismon. Lei vive qua da quanti anni? 46. 46 anni, ha mai visto una cosa del genere? Una cosa del genere in vita mia.
Erano decenni che non si vedeva una situazione del genere, possiamo risalire proprio nel tempo, insomma, ecco. Tonnellate di materiale, tronchi e ramagli ovunque, parzialmente nascosti dal manto bianco ghiacciato. Siamo sopra il ponte sul torrente Cismon, con la nostra telecamera inquadriamo la situazione. Come potete vedere, i tronchi e i rami che ha trasportato il corso d'acqua si sono fermati contro i pilastri del ponte stesso. La situazione è un po' pesante, anche perché in questo momento di scarsa portata d'acqua chiaramente l'ostruzione è quasi totale, insomma, del corso. Ecco, bisognerebbe fare un intervento di pulizia. Bisogna insomma liberare il corso d'acqua da questi cumuli con l'impiego di appositi macchinari. Macchinari che entrino in alveo e che portino via tutto quanto quello che c'è da portare via. Credo che l'operazione non sia complessa, neanche semplice, però richiede interventi strutturali, interventi finanziari che oggi pare non ci siano. Se l'intervento non verrà eseguito, i rischi sono facilmente immaginabili. A valle verrebbe trascinata una quantità di legname difficile da contenere, ecco. Intanto l'acqua del Cismon scorre, il livello per ora è normale, ma chi conosce questo torrente e questi luoghi è preoccupato dall'arrivo della primavera. L'innalzamento delle temperature provocherà lo scioglimento della neve in montagna e dunque l'aumento della portata. Torniamo a parlare della carenza di medici negli ospedali veneti. I numeri dei professionisti che non si riescono a trovare sono stati annunciati drammaticamente ieri dai direttori generali delle ULSS del Veneto, ed oggi sul problema interviene il presidente della regione. Sentiamo. L'ho voluta io questa conferenza stampa di fatto in tutti i territori di tutte le ULSS Veneto, perché è bene che si capisca che quello che magari anche qualcuno mentre visita va a dire, senza voler generalizzare, ma dire al paziente ma sai non ci sono medici perché la regione non assume, non è vero, nel senso che noi abbiamo migliaia di posti vacanti, non riusciamo a coprirli perché i concorsi o non si presentano o si presentano, vincono e se ne vanno da un'altra parte, nel senso che ci sono più offerte di lavoro di quelli che sono i medici. In Italia mancheranno circa 56.000 medici e se non ricordo male, dato Veneto, abbiamo almeno un deficit di organico di 1.300 unità. Questo per dire che i medici non ci sono e se non ci sono negli ospedali non è perché la regione non vuole, la regione fa i concorsi ma non si riesce ad assumere. In cosa l'autonomia può risolvere questo problema? Guardi, le faccio un esempio, partiamo dal pronto soccorso che è la prima emergenza. E se potessimo in questa fase emergenziale utilizzare anche medici che non hanno la specializzazione per l'emergenza urgenza, ma che sono medici, potremmo già dare una mano nei pronto soccorso. Pensare che tutti quelli che vanno in pensione, non ci vedo nulla di tragico, che davanti a un grande chirurgo che trapianta cuori a 65 anni magari gli dici restami un anno in più, 2 anni in più, e poi il tema della scuola di specialità che deve essere aperta con più numeri ed infine, io continuo a dirlo, eliminare il numero chiuso. Andiamo a Rovigo ora, dove il sindaco Massimo Bergamin ha annullato, ha azzerato l'intera giunta comunale. Con una nota il primo cittadino ha annunciato il reset completo della squadra di governo. Motivazioni, si legge nel documento, non sanzionatorie per questo o quell'assessore, ma esclusivamente politiche, un modo per cercare di recuperare gli equilibri interni alla coalizione di centrodestra scossa nelle ultime settimane da diverse tensioni. Non si tratta, quindi si legge nella nota, di un atto sanzionatorio né di un atto che riguarda motivi personali o professionali legati ai singoli assessori, ma di un provvedimento dettato, oltre che da valutazioni politiche, anche a garanzia della coesione e dell'unitarietà dell'azione di governo, con il preciso obiettivo di perseguire con piena efficienza il programma politico. Ora non è ancora chiaro che cosa succederà e se il sindaco, dopo una consultazione con i partiti della maggioranza, nominerà una nuova giunta. A Jesolo ora con la cronaca, un 58enne di origini romene è stato trovato in casa con una profonda ferita alla gola. A dare l'allarme un amico che ha chiamato i carabinieri. I militari hanno arrestato il coinquilino, un italiano di 60 anni, indicato dalla vittima come l'autore del gesto. Sentiamo. Probabilmente la coabitazione
a un certo momento non è più stata ritenuta la soluzione migliore. Sembrano problemi di convivenza e null'altro di più. Il vice sindaco di Jesolo, Roberto Rugolotto, racconta sconcertato l'epilogo del dramma che si è consumato ieri sera in via Olanda, in una palazzina a pochi passi dall'incrocio con via Danimarca. Un 60enne italiano è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio del suo coinquilino, un 58enne di nazionalità romena. Al culmine dell'ennesima lite il 60enne si sarebbe scagliato addosso al compagno di appartamento brandendo un coltellino con una lama di 10 centimetri. Il 58enne con la gola lacerata è caduto a terra e il suo aggressore è uscito di casa lasciandolo agonizzante. La vittima è riuscita a mettersi in contatto con un amico che ha subito chiamato i carabinieri. In extremis i militari sono riusciti a raccogliere la testimonianza del ferito che ha rivolto accuse precise nei confronti del coinquilino. Sono conosciute dai servizi e ad entrambi era stata data l'opportunità di convivere in una coabitazione in un alloggio privato reperito tramite una cooperativa. Dei due uomini, vittima e aggressore, non sono state rese note le generalità, ma sono entrambe persone conosciute. Le persone erano conosciute, seguite e ad una di queste era stato appunto inviato un primo da parte della cooperativa che aveva intrattenuto i rapporti con la proprietà, è stato inviato anche uno sfratto, diciamo un dover lasciare l'appartamento per scaduti tempi di contratto. Non si sopportavano più e non riuscivano a condividere quell'alloggio nel quale si erano trovati giocoforza a convivere. L'eco delle liti pare fosse conosciuto ai condomini che più volte avevano segnalato la situazione che ieri sera è degenerata. Il presunto aggressore è stato rintracciato poco distante da casa, al bar, ma non ha ammesso alcuna responsabilità. Dalle prime ore di oggi l'uomo è rinchiuso nel carcere di Venezia. Il 58enne è invece in fin di vita all'ospedale di Padova. Nell'appartamento i carabinieri hanno recuperato l'arma del delitto e repertato numerose tracce che vengono analizzate in queste ore. Sentenza sospesa e messa alla prova per il 17enne, unico imputato per l'omicidio di Ahmed Fadil, il senzatetto marocchino di 64 anni, morto carbonizzato la sera del 13 dicembre del 2017 a Santa Maria di Zevio, Verona, all'interno dell'auto che l'uomo aveva trasformato nella sua abitazione. Oggi al Tribunale dei minori di Mestre il giudice ha emesso l'ordinanza che dispone l'affidamento in prova per il giovane, sospendendo il processo per 3 anni. Il 17enne era accusato di avere dato fuoco all'auto in cui il senzatetto stava dormendo, aveva dato fuoco assieme ad un amico tredicenne, uscito subito dal procedimento perché non imputabile essendo minore dei 14 anni. Altre novità sul caso di Sissi Trovato, la poliziotta morta qualche settimana fa dopo 2 anni di agonia. Sarà avviata un'indagine interna al carcere veneziano della Giudecca. Sentiamo. Alla luce degli elementi che continuano a emergere dopo la morte di Sissi Trovato Mazza, l'agente di polizia penitenziaria raggiunta da un colpo di pistola e morta poco tempo fa, sarà avviata un'indagine interna al carcere della Giudecca, dove Sissi aveva detto più volte avvenivano gravi episodi, dalla droga alle violenze. L'ha dichiarato il sottosegretario alla giustizia, Vittorio Ferraresi, che si è dimostrato vicino alla famiglia da subito. La notizia ha colto con sorpresa il papà della ragazza. Solo da 4 mesi e mezzo ora si sono avvicinati a me, ma prima di tutto ciò non è mai successo niente. Io non sto puntando il dito su nessuno, io voglio sapere la verità su mia figlia. Mia figlia è andata a lavorare e me l'hanno portata a casa in una bara. Nessuno si è interessato a fare luce, nessuno completamente. Io sto combattendo con la procura, cosa che non dovevo fare. Io spero che la magistratura, chi di competenza, faccia quello che deve fare. A me mi devono dire quella mattina quello che è successo a mia figlia, a me mi hanno distrutto tutto. Non è ancora chiaro se le indagini interne al carcere riguardino nello specifico le denunce fatte da Sissi, anche tramite una lettera che aveva scritto all'allora direttrice, ma la famiglia si augura sia così, anche se, continua il papà, bisognava agire prima. Io ho carte in mano, io non sto dicendo niente di anomalo, io non sto dicendo niente di falso. Quindi la direttrice può dire quello che vuole, la direttrice non mi è stata mai vicina. Da 1 anno e mezzo è sparita completamente questa signora, io non sto dicendo niente, né se la direttrice, né se ci sono responsabilità che appartengono a lei. Io posso sapere quello che è successo a mia figlia, a chi lo devo chiedere?
Io ho detto all'inizio, perché qua ci sono anomalie, io sono stato in questura, dopo mia forzatura, dopo 4 giorni quasi, perché subito mi avevano indagare sulle colleghe di Sisti, su quello che io gli ho detto. Sono passati 4 giorni e io ho preposto tutte le cose con chi aveva litigato mia figlia, con quello che era successo. Perché non sono andato a cercare queste cose? Perché succedono dopo 26 mesi? Qual è il motivo? Ora ci sono cose che non possono venire più a galla. Ci sarebbe un altro caso di morte sospetta all'ospedale di Vicenza, morte avvenuta mesi dopo un intervento chirurgico a cuore aperto. I parenti della vittima sospettano che la causa sia ancora una volta il cosiddetto batterio killer Chimera. Sentiamo. Sarebbe morto qualche mese dopo un'operazione al cuore effettuata all'ospedale San Bortolo a causa del virus Chimera. È quanto sospettano i familiari di un pensionato vicentino di 86 anni, sottoposto a intervento cardiochirurgico a Vicenza e deceduto alcuni mesi dopo, nel 2017. I parenti, recuperate ora le cartelle cliniche e tutta la documentazione sanitaria, sono convinti che il decesso avvenne a causa di quel famigerato batterio e ora sono pronti a fare causa all'ospedale vicentino. Al virus viene imputata anche la morte, avvenuta nel novembre scorso, del medico Paolo Demo. Su questo fatto c'è un'indagine in corso. Gli inquirenti attendono le relazioni dei consulenti. Fuori dal mio ufficio ora metterò il cartello "non si effettua il ricevimento dei genitori". La provocazione del sindacalista Talmi della CGIL di Treviso, secondo cui sempre più giovani mandano avanti mamma e papà, sta facendo il giro d'Italia. Sentiamo. Sempre più spesso capita che arrivano delle mamme o dei papà a portarci il caso di un problema di lavoro del figlio. E noi diciamo mandateci il figlio. Sta diventando un caso nazionale il fenomeno denunciato con una provocazione dal sindacalista trevigiano della CGIL, Nicola Talmi, secondo il quale i giovani che si affacciano al mondo del lavoro tendono a mandare avanti mamma e papà quando si tratta di bussare al sindacato, ma se si va dai datori di lavoro la musica non cambia. Anche ai colloqui sono sempre di più i ragazzi che si presentano con un genitore o che lasciano a quest'ultimo l'incombenza magari di rifiutare l'impiego. Non si parla di ragazzini, ma anche di lavoratori di 25-27 anni. I giovani, ammonisce Talmi, devono tornare i protagonisti delle loro vite. Possiamo dare un po' di speranza, di protagonismo ai giovani in modo tale che riescono a costruirsi la loro strada da sola. Dobbiamo cercare un po' tutti di aiutarli in questo percorso che è difficile, ma devono cominciare a farlo loro. Per questo la provocazione mia era: non si fa ricevimento ai genitori. I genitori gli indichino la strada, ma dopo devono essere i ragazzi che imparano a gestirsi i problemi che possono nascere sul posto del lavoro, quali sono i loro diritti, le cose che devono sapere, le cose che devono fare. Non si tratta necessariamente di bamboccioni, anche se il dubbio è legittimo. Io proprio odio il termine bamboccioni, non mi piace, è anche un po' offensivo. Sono ragazzi che affrontano un mondo difficile, quindi sono ragazzi che vanno sostenuti e aiutati, ma che poi devono camminare con le loro gambe. Spesso, aggiunge a Talmi, sono giovani con lavori precari che di sindacato sanno ben poco e che si affidano a genitori che conoscono molto meglio questa realtà. È un problema forse di istruzione, di scuola, bisogna cominciare a far capire i diritti e doveri nel lavoro, e forse anche noi come sindacato dobbiamo spaventare un po' meno questi ragazzi e trovare il modo di fargli capire che il sindacato è a loro disposizione, che non serve che venga la mamma o il papà, ma devono essere loro in prima persona a tutelare i loro diritti e i loro interessi. Pubblicità, ora ci rivediamo tra pochissimo, restate con noi. Eccoci nuovamente in studio con l'edizione del Veneto dei TG di Antenna 3. Andiamo ora a Padova, dove è in arrivo la prima parte del finanziamento per la nuova linea del tram. Entro 40 giorni nelle casse di Palazzo Moroni arriveranno dal Ministero per le Infrastrutture 5.600.000 euro. Sono esattamente il 10% dell'importo complessivo previsto come contributo per la nuova linea del tram, quella che arriverà a Volta Barozzo. Ora non si torna più indietro. Ci aspettiamo nell'arco di 40 giorni il primo 10% del pagamento, cioè 5 milioni e mezzo, e questo può mettere in moto tutte le attività operative, quindi la progettazione esecutiva tramite il nostro ente appaltante che sarà APS Holding,
e il percorso partecipato su Volta Barozzo e quindi la definizione di dettaglio del percorso. Finalmente siamo operativi. Ora si apre anche la fase più complicata, quella della scelta del tracciato, dove attraversare il Bacchiglione, quali strade percorrere per arrivare al capolinea, quale rapporto impostare con i residenti. Alcuni comitati annunciano nuove proteste, temono l'attraversamento delle aree residenziali e chiedono perché ancora non c'è stata partecipazione nelle scelte del tracciato. Inutile finché non c'erano i soldi, è il succo della risposta del vice sindaco. Ci sono ancora dei dettagli da decidere. Io credo che sia importante ascoltare le persone, sentire quali sono le ragioni e trovare la soluzione che possa conciliare meglio le esigenze di tutti. Con la firma della convenzione si apre la strada per il progetto esecutivo e l'apertura del cantiere. Abbiamo un cronoprogramma da rispettare, ma abbiamo anche la determinazione di mettere in campo tutte le risorse necessarie perché questo sia un progetto di investimento di tutta la città. Ora Padova attende la visita del ministro Toninelli, invitato in città da Lorenzoni, per mostrare in concreto dove passerà e quali saranno le caratteristiche del nuovo mezzo. La coltivazione del prosecco provoca l'erosione delle colline. Bufera, dopo l'ennesimo attacco del quotidiano inglese Guardian alle più famose bollicine della Marca. Sentiamo. Dopo le accuse di erodere i denti, un nuovo attacco alle bollicine della Marca viene dal Guardian. Il quotidiano britannico, citando uno studio dell'Università di Padova, attacca il prosecco accusando la coltivazione dei vitigni di essere dannosa per l'ambiente, provocando l'erosione del terreno. Apriti cielo, e dal trevigiano non si fanno attendere le repliche. Attacchi di invidia, barzellette che non fanno ridere, chiosa il presidente della regione Zaia. In attesa che la stampa internazionale accusi il prosecco anche di mangiare i bambini, prosegue il governatore, ricordiamo a tutti questi soloni che il Veneto ha sì 9.000 frane, ma nessuna dove si coltivano i vigneti, bensì dove il terreno ed i pendii sono abbandonati. Una tesi sposata in pieno dalla Coldiretti. È proprio una falsità, è vero il contrario, no? Se l'uno pensa che immaginiamo le colline senza i vigneti cosa sarebbero oggi, no? Perché l'erosione si verifica quando c'è l'assenza dell'uomo che conserva il territorio. E Coldiretti, forte dei dati sull'export del prosecco, rincara la dose sottolineando il costume diffuso di screditare le bollicine trevigiane che sono comunque tra le più apprezzate in Inghilterra, un vino di successo che forse dà fastidio a più di qualcuno oltremanica. Come mai gli inglesi hanno fatto degli acquisti pari al doppio di quelli dello scorso anno in questo periodo, mese su mese, di prosecco, per paura che la Brexit gli faccia aumentare i costi del trasferimento del vino? Ed ora parliamo del maltempo perché una nuova fase di intense perturbazioni sta per interessare il Veneto, con precipitazioni estese e persistenti, con quantitativi abbondanti di pioggia e nevicate consistenti, specie in quota, venti forti meridionali in quota e a tratti anche sulla costa. Sulla base di queste previsioni emesse dall'ARPAV, la Protezione Civile regionale ha dichiarato lo stato d'attenzione per criticità idrogeologica in diverse aree del territorio e per vento forte in altre zone a partire dalle 6 di domani mattina, 1° febbraio, sino alle 14 di sabato. Torniamo ora sull'altopiano di Asiago per parlare di lupi. Se ne vanno nella neve fresca di Mezzaselva, tra i boschi, sopra ad Asiago. Sono un branco di 7 lupi che rispetta le simmetrie e le gerarchie tipiche della sua specie. Se gli avvistamenti lo davano nelle scorse settimane composto di 9 esemplari, ora da queste immagini sembrano essere 2 di meno, ammesso che si tratti sempre dello stesso gruppo. Infatti, quando il branco che si muove sopra l'altopiano, anche a quote più basse del solito, potrebbe essere così naturalmente nella condizione di vedere la dispersione degli animali più grandi. Di sicuro si muove molto e non viene ripreso solo dalle fototrappole ma anche dai telefonini, come accade in questo caso. In totale quindi si potrebbe parlare di una decina di esemplari, se non di più.
Non si pensa che il maltempo, con gli alberi schiantati di fine ottobre, abbia causato problemi al branco, perché finora nella pulizia dei boschi non si sono trovati lupi schiacciati dagli alberi. È chiaro che comunque il lupo si muove a quote più basse e forse a distanze maggiori proprio per cercare prede, anche perché il bestiame chiuso nelle stalle limita le disponibilità. Intanto il branco di Asiago va in giro sfidando il XXI secolo, i legittimi timori degli allevatori e anche molti pregiudizi. Siamo in chiusura di questa edizione, vi ricordo subito dopo i TG torna 20:10 dedicato alla città di Treviso questa sera con l'affaire Goldin, il titolo questo della puntata di stasera, ospiti in studio Nicolò Rocco del Partito Democratico e Giancarlo Iannicelli della Lega. Ed è tutto, vi lascio come sempre al dettaglio delle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Ben ritrovati al meteo, un venerdì all'insegna del brutto tempo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto il cielo risulterà molto nuvoloso sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. Precipitazioni estese specie sulle zone centro-settentrionali. Non si escludono locali nevicate a quote collinare, possibili un po' su tutte le province. Temperature minime oscillanti tra gli 0 e 3 gradi, massime comprese tra i 4 e 9 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Cielo nuvoloso su tutti i settori, precipitazioni intense o molto intense in pianura e costa. In quota non si escludono nevicate un po' su tutte le province e localmente anche abbondanti. Temperature minime comprese tra gli 1 e i 4 gradi, massime comprese tra gli 8 e 11 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Nessuna novità di rilievo. Il cielo si presenterà nuvoloso su tutti i settori, con probabilità di piogge intense anche con locali nevicate, talvolta abbondanti. Temperature minime oscillanti tra i -4 e -1 gradi, massime comprese tra gli 0 e 2 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.